14. Torna la paura in zona stazione a Mestre, lagunari del battaglione Serenissima cerchiati in via Piave da degli immigrati nel corso di un arresto di uno spacciatore. Medici in corsia in Veneto, vertice Regione, Università e Ordine dei Medici. Il governatore Zaia ha presto la formazione dei non specializzati affidata al Comitato di Sanità Pubblica. Stabili le condizioni del 19enne ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre per meningite, elemento giudicato positivo dai medici che lo hanno in cura. Quinto ritrovamento di ossa lungo il litorale rodigino, si impettisce il mistero di Isabella Noventa, scomparsa nel 2016. Venerdì iniziano le verifiche medico-legali. Minacce e 600 messaggi spediti in 3 giorni alla sua ex, una trentenne di Padova, arrestato il suo stalker, un 23enne di Favaro Veneto, già arrestato per aver perseguitato un'altra ragazza. Hanno derubato 3 conducenti da autobus a Sottomarina Neguai, una baby gang fermata dai carabinieri di Chioggia, i ragazzi accusati di aver rubato denaro e carte di credito. Venezia libera dal fumo, l'idea del sindaco Brugnaro, già al lavoro, lo stop è previsto da Rialto e Piazza San Marco con distribuzione di posaceneri portatili ai turisti. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete sentito dai titoli: sicurezza a Mestre, il nostro reportage lungo via Piave dopo il grave episodio di domenica scorsa quando una banda di nigeriani ha circondato i lagunari nel tentativo di salvare un connazionale dall'arresto, e oggi la stessa percezione di insicurezza vissuta in pieno giorno anche dalla nostra troupe. Sentiamo. È tornata la paura a Mestre, come confermano queste immagini girate da un residente dalla finestra di casa sua, via Piave, domenica sera scorsa. La zona non è di quelle sicure neanche per i militari. Lo sanno bene i lagunari del reggimento Serenissima che, sebbene armati, sono stati sfidati e letteralmente cerchiati da alcuni africani intervenuti nel tentativo di salvare un loro connazionale dall'arresto per droga. Militari in difesa dei quali sono dovuti scendere in campo i poliziotti delle volanti, fatto ovviamente a dir poco preoccupante, commenta uno dei pochi imprenditori della zona che con la sua attività ancora oppone resistenza al dilagare di tanta criminalità. È grave, non preoccupante, è grave proprio. Queste persone vanno presi e messi sui balconi, un'altra volta mandati a casa loro. È gravissima una cosa questa, non deve esistere, a parte che non deve esistere proprio che siano i lagunari, che sia un poliziotto, che sia un carabiniere, che insomma una forza, una divisa va rispettata, non esiste. Lo facciamo noi italiani, perché non lo devono fare loro che sono stranieri? È accaduto anche a noi oggi all'ora di pranzo, quando dopo aver girato queste immagini di apparenti fidanzatini o pseudotali amici in bivacco lungo lo stesso parchetto, ci siamo recati nella vicina via Monte San Michele. A 2 mesi di distanza, scomparsi striscioni e palloncini colorati e inneggianti alla strada liberata un anno fa dalla banda di nigeriani, telecamera al seguito e microfono ben visibile, siamo andati a chiedere al parrucchiere africano se voleva rilasciarci qualche dichiarazione, e ben presto gli immigrati che sostavano lungo le transenne si sono avvicinati a cerchio in mezzo a noi, che per sicurezza abbiamo deciso di togliere le ancore. Significa che non hanno capito bene la lezione che hanno avuto qua in via Monte San Michele. Se ogni tanto gli rammentano oppure gli danno la possibilità di non farsi mettere più, perché adesso io ho visto che in via Piave si sono ancora messi, se gli rammentano ogni tanto che insomma lo Stato c'è, che comanda comunque, insomma chi comanda, loro staranno più tranquilli. Siamo alla politica, siamo in attesa del risultato della votazione nella piattaforma Rousseau. Ricordiamo che la votazione è iniziata questa mattina, è terminata davvero da poco tempo, alle 18, e siamo in attesa di avere i risultati da una conferenza stampa che dovrebbe esserci fra poco da Luigi Di Maio. Ed intanto sentiamo i commenti anche in Veneto del voto sul nuovo governo PD 5 Stelle nella piattaforma Rousseau. Tra le voci il governatore Luca Zaia, che sottolinea: con qualunque esecutivo noi continueremo il confronto per l'autonomia del Veneto. L'autonomia lì, non perdiamo un millimetro di quello che abbiamo guadagnato come terreno, è prevista dalla Costituzione, chiunque vada a Palazzo Chigi ci troverà sulla porta di Palazzo Chigi. Chiara la posizione del Veneto nei confronti delle scelte romane. L'autonomia continuerà ad essere uno dei temi di confronto tra Regione e Governo centrale,
confermato anche dalla presenza nei 20 punti avanzati dai 5 Stelle, con però decise limitazioni sia in termini politici che economici rispetto a quanto richiesto dal Veneto. Movimento che si è confrontato nuovamente con il voto sulla piattaforma Rousseau, che per il governatore non serve se si parla di autonomia. No, ce n'è già una piattaforma consultata, si chiama piattaforma Veneto, 2.328.000 veneti hanno detto sì. E che l'autonomia sia un tema importante anche per il nuovo esecutivo lo ha sottolineato ieri sera a Ring anche il segretario veneto del Partito Democratico, con una proposta forte. Mi augurerei, è un lancio forte, so che probabilmente non otterrò questo, mi augurerei che un veneto si occupasse del tema dell'autonomia. Sì, immaginavo. Guarda, me lo manifesterei come un... PD o 5 Stelle? Sottoscrivo. Va bene chiunque, è chiaro che dal mio angolo visuale dico uno del Partito Democratico. Che sia un Veneto il ministro degli affari regionali per le autonomie, così come era Erika Stefani, sì, anche in questo nuovo governo. Questo è il suo appello. Che ci sia un sottosegretario che si occupa di sto tema. E sempre a Ring, già ieri c'è stato tra i 5 Stelle chi si è dichiarato a favore del governo giallo-rosso. Io voto sì. Vota sì per l'accordo col PD? Sì, perché io ero partito con le migliori aspettative da 14 mesi fa, cioè immaginavo un governo che durava 5 anni in cui si sarebbe lavorato bene, come si è lavorato bene a detta del senatore Vallardi per i primi 14 mesi. Cioè, non siamo stati noi a cambiare idea in proposito. Un governo che secondo l'oltre 90% delle 23.000 telefonate giunte in appena 4 ore al nostro sondaggio di ieri non dovrebbe nascere. E se la coalizione PD 5 Stelle non dovesse reggere, per il governatore del Veneto si potrebbe anche riaprire il dialogo con i grillini. Mi ricordo una frase di Salvini, se i no si trasformano in sì. Le università hanno mostrato apertura verso l'utilizzo in corsia di medici specializzanti a partire dal secondo anno e l'annuncio del presidente Zaia al termine di un incontro a Venezia a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e l'ordine dei medici. Sentiamo. L'annuncio alla vigilia di Ferragosto aveva visto il presidente Zaia schierato assieme a tutta la giunta. Per far fronte alla carenza di medici, la regione assumerà 500 giovani laureati non specializzati, garantendone la formazione. Una delibera inedita in Italia, che aveva inevitabilmente aperto il dibattito e che è stata al centro di un incontro a Palazzo Balbi. Un incontro proficuo, le due università, le due scuole di medicina, l'ordine dei medici, gli ordini dei medici. Si sta lavorando su un paio di fronti, quello di avere più disponibilità di specializzanti magari dei primi anni negli ospedali e cercare di trovare una soluzione poi per quello che riguarda il modello del medico laureato in medicina generale e chirurgia e abilitato ma non ancora specializzato. Però si sta lavorando, la squadra veneta lavora. Zaia non teme impugnative della delibera, ci sono attività in corsia, afferma, delegabili a medici non specializzati. Guardi, noi vorremmo tutti specializzati e super luminari, la verità è un'altra, che ci sono delle attività in corsia che possono essere delegate dei medici che sono abilitati e tutto, che ancora non sono specializzati, ma che sono in grado di affrontare il ragazzo che ha salvato la vita alla signora in treno da semplice medico neolaureato, è la dimostrazione che i nostri ragazzi sono ben formati. Il riferimento è a Carlo Santucci, 33enne, medico precario in una clinica di Roma, che ha salvato la vita ad una quarantenne in arresto cardiaco sul treno delle Dolomiti. So che ha visto, sta vedendo il dottor Rasi, perché comunque c'è una dichiarata disponibilità, insomma, a riconoscere questa attività che ha fatto, insomma, un medico neolaureato abilitato che diventa poi salvatore di una vita. Quindi bravo, i miei complimenti, li abbiamo fatti tutti, insomma, bravo, veramente. Se riesco a organizzarmi sì, ma adesso non so quando sarà qui in Veneto, per lui poi è laziale, quindi immagino che sarà anche un problema di coordinare le agende. Non si registrano feriti nell'incidente che ha causato una coda di oltre 10 km nel tratto dell'autostrada 4 tra il bivio con la 57 Padova Est in direzione Milano. Il tamponamento è avvenuto poco dopo le 17:30 tra una decina d'auto nella corsia di sorpasso nel territorio comunale di Vigonza. Sul posto operano due pattuglie della Polstrada e gli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete. Al momento si transita solo in prima corsia ed è stata aperta quella d'emergenza per favorire il deflusso del traffico. Attualmente, a causa anche del traffico di punta, come dicevamo, sono circa 10 km di coda in direzione Milano. Stabili le condizioni del 19enne colpito da meningite a Mestre, il giovane si trova all'ospedale dell'Angelo.
Sono stabili le condizioni del 19enne ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre per meningite, un elemento prognostico giudicato positivo dal personale medico che lo ha in cura e che induce ad un cauto ottimismo. La diagnosi precoce è fondamentale per la cura e la riduzione delle eventuali conseguenze della meningite. I sintomi iniziali sono simili a quelli di sindrome influenzale. Nella meningite poi però la febbre sale molto e il mal di testa si fa molto forte. In questi casi è importante un rapido accesso alla struttura sanitaria. È stato chiarito dal punto di vista dell'approfondimento microbiologico che si tratta di un meningococco B e quindi una patologia potenzialmente anche molto grave e che può essere ovviamente ben trattata in un contesto ospedaliero attrezzato e che però permane una riserva prognostica ovviamente fino a momenti in cui siamo sicuri che la situazione sia completamente ristabilita. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima ha ricostruito i recenti contatti del giovane con la convocazione di congiunti amici che sono già stati sottoposti alla necessaria profilassi. Quasi tutte queste meningite sono casi singoli, no? Perché è molto presente il batterio come batterio normalmente appunto presente nella rinofaringe, cioè nel fondo del naso e la parte alta della gola, e in condizioni particolari si può prendere la malattia da se stessi, ecco, no? E questa è la maggior parte dei casi, quasi il 95% dei casi. Però la malattia è trasmissibile, quindi è infettiva, e per impedire che dal caso sporadico si passi a trasmettere anche ad altri è importante fare una profilassi antibiotica. La profilassi antibiotica è rapidamente efficace. E questo è dopo che c'è la malattia. Il prima è la vaccinazione, cioè la protezione avviene con la vaccinazione, abbiamo dei vaccini estremamente efficaci sia per il ceppo B della meningite sia anche per altri ceppi che il cosiddetto quadrivalente AC, Y e W che vengono dati col calendario vaccinale anche della Regione del Veneto e proteggono molto bene, ottimamente dalla possibilità di avere la malattia. Quinto ritrovamento di ossa lungo il litorale rodigino, si infittisce il mistero di Isabella 90, venerdì iniziano le verifiche medico-legali. Come in un puzzle compaiono nuovi pezzi, un nuovo macabro ritrovamento di ossa infittisce il giallo del corpo senza nome che ha riaperto però il caso di Isabella 90, la 55enne di Albignasego scomparsa nel gennaio 2016. Salgono a 5 i frammenti ossei ritrovati nelle spiagge della provincia di Rovigo in 10 giorni. Venerdì 30 agosto nella battigia di Porto Caleri a Rosolina è spuntato un osso che sembrerebbe essere un femore umano. Prima di quest'ultimo pezzo, fra il 20 e il 29 agosto, nella spiaggia libera della lussuosa isola di Albarella sono stati registrati 4 ritrovamenti, una mandibola con 2 denti, un frammento di 12 cm che sembrerebbe una parte di bacino, un pezzo di costola di 17 cm e un frammento irregolare di circa 10 cm, senza contare poi alcune schegge ossee raccolte da una donna di Asolo ad Isola Verde e portate ai carabinieri. Tutti i reperti sono stati consegnati all'autorità giudiziaria e verranno analizzati a partire da venerdì dal medico legale di Ferrara Lorenzo Marinelli. La procura di Padova ha chiesto a quella di Rovigo di verificare se ci sia corrispondenza con il DNA di Isabella 90 qualora venisse confermato che si tratti di ossa umane. La famiglia della donna attende di conoscere i risultati, anche se nutrono molti dubbi. Per la morte e l'occultamento del cadavere di Isabella si trovano in carcere dal febbraio del 2016 i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, condannati a 30 anni, e Manuela Cacco, che deve scontare 17 anni. Il camionista ballerino, dopo l'arresto, aveva confessato di aver ucciso accidentalmente Isabella durante un gioco erotico e di aver gettato il corpo della donna nel fiume Brenta, una versione che non aveva mai convinto gli inquirenti e nemmeno la famiglia 90 e che era stata smentita poi dalle dichiarazioni fatte dall'ex amante Manuela Cacco, l'unica del trio diabolico che all'epoca dei fatti decise di collaborare con gli investigatori. Nessuno dei tre però in questi anni ha mai voluto rivelare dove sia stato nascosto il corpo di Isabella. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Operazione car lifting, la GDF di Pordenone stronca un sodalizio criminale che operava nel commercio online di autovetture di lusso. In Veneto sono 265 le persone truffate.
Un'operazione che era scattata già nel mese di marzo, quando la Guardia di Finanza di Pordenone aveva sgominato un sodalizio criminale, soggetti che operavano nel commercio online di auto di lusso di provenienza tedesca, Porsche, Mercedes, Audi e BMW. Sono oltre 35 milioni di euro evasi, 1.329 persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 persone indagate in diverse province, fra le quali anche Treviso e Padova. Solo in Veneto le persone cadute nella trappola sono state 265. L'inchiesta è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro. Grazie ad alcune agenzie di pratiche automobilistiche, il cui ruolo al vaglio degli inquirenti, la struttura criminale è riuscita in alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri a Treviso, Roma, Latina e Palermo a sottrarsi alle disposizioni di legge antievasive che non consentono l'immatricolazione di veicoli usati di provenienza comunitaria senza il preventivo assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA. L'indagine ha fatto emergere ulteriori attività criminose nelle operazioni di vendita. Gli autoveicoli commercializzati risultavano spesso subire una riduzione del chilometraggio del 50-70% di quello reale, agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi. Le manomissioni avvenivano in 2 autofficine a Padova e nella provincia di Treviso. Non solo, ma una volta incassati gli anticipi e talvolta l'intero corrispettivo, non veniva consegnata l'auto. Spesso poi venivano avviate plurime trattative per le cessioni del medesimo autoveicolo a più acquirenti. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, ha disposto sequestri per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3 appartamenti, 75 autoveicoli e 21 orologi di lusso, e addirittura nell'abitazione di uno degli indagati una esclusiva cantina costituita da 561 bottiglie di vino e liquori. Un 23enne di Favaro Veneto è stato arrestato dai carabinieri di Dolo per atti persecutori e minacce all'ex fidanzata, una trentenne originaria di Padova e residente a Pianiga. Le minacce erano iniziate con la fine della relazione. Lui si era anche introdotto nella casa dell'ex in piena notte. Circa una settimana fa la donna ha presentato denuncia ai carabinieri. Le persecuzioni sono continuate nei giorni successivi con centinaia di messaggi inviati ad ogni ora del giorno e della notte. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Venezia. Ed ancora cronaca, hanno derubato 3 conducenti d'autobus a Sottomarina nei guai, una baby gang fermata dai carabinieri di Chioggia. Sentiamo. Sono accusati di aver rubato denaro, carte di credito e di pagamento, di cui una utilizzata poco dopo a Chioggia, telefoni cellulari e documenti a 3 dipendenti di una società di trasporti vicentina. Nei guai sono finiti 4 giovanissimi, 2 diciottenni e 2 diciassettenni delle province di Padova e Vicenza, denunciati dai carabinieri per furto aggravato. Un furto avvenuto a Sottomarina mentre i derubati, conducenti professionali di autobus, erano in pausa pranzo in uno stabilimento balneare in attesa della corsa serale di rientro per Vicenza. Al loro arrivo i carabinieri sono riusciti a rintracciare in poco tempo il quartetto, recuperando parte del maltolto. Altri 3 complici sono in corso di identificazione. Venezia sempre più green, con la proposta del sindaco Brugnaro di interdire alcune zone storiche della città al fumo, tra perplessità e approvazioni di residenti e turisti. Brugnaro ha proposto stop al fumo in alcune aree aperte della città. Bene. Cosa ne pensi? I fumatori, intanto buongiorno a tutti, devono fumare, perché togliere i vizi a chi ce li hanno? Questa è la domanda, signor Brugnaro, tanti auguri. Stop al fumo in alcune aree di Venezia e naturalmente è vietato buttare mozziconi per terra. È l'ultima proposta che forse passerà al vero e proprio divieto del primo cittadino. Perché? Perché è sempre più green la sua idea di una Venezia internazionale. E poi ci sono le zone dove tutti fumano, dove c'è più puzza, e poi devi per forza separarti da magari familiari o cose del genere, quindi non lo so. La battaglia del sindaco contro le sigarette in laguna inizierebbe dal centro. San Marco è rialto in testa. La sua idea, nata di ritorno da un viaggio a Tokyo, città di cui è assiduo frequentatore anche questo veneziano, profondo conoscitore delle abitudini nipponiche. E mi vado a Tokyo 2 volte all'anno. A Tokyo non si fuma per strada. Mi hago imparare perché qua fumavo, già ero abituato a buttare le cicche per strada come fa tutti. Mi hago imparare a non buttare soprattutto le cicche non per strada.
e a fumare dove solo si può fumare, hai alle zone per fumatori, e ho imparato appunto a non fumare per strada, e per cui non ho smesso anche qua a Venezia di fumare per strada e di fermarmi su un canton a fumarmi a miccica col portacenere portatile. Esatto, perché i giapponesi fanno così, poi se lo portano a casa. Mi faccia la loro abitudine. Abitudini che pochi di noi occidentali abbiamo, come conferma questa fumatrice americana. Lamenta la scarsa, se non assente, presenza di posaceneri pubblici. There's not enough garbage cans in the street to be able to put the cigarette butts out. So it's actually important that I can walk around with this. Con il sindaco che invece intende consegnare posaceneri portatili proprio ai turisti in arrivo, visto che il mozzicone abbandonato impiega da 1 a 5 anni prima di decomporsi. È una buona idea, dice quest'altra turista, perché l'odore della sigaretta è pessimo e ne guadagniamo tutti in salute. That's a good idea because everywhere you go, just smell the cigarette or cigar, but I don't like it. But if it's stop, anybody stop outside or inside, is better for everything. Siamo alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci i vostri disagi, ne interverremo, lo potete fare via sms, via WhatsApp al 351 1755 340 oppure via mail a redazione @antenna3.it oppure lasciando un messaggio in segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Siamo alla mostra del cinema, la coppia non ha deluso i fans in attesa per 4 ore alla darsena dell'Excelsior dispensando foto e autografi. Al festival è stato anche il giorno dell'ovazione per il giornalista Vincenzo Mollica, tanti gli appuntamenti nello stand della Regione Veneto. Sentiamo. Era attesa a Venezia per il carnevale, ma poi la loro presenza saltò, forse anche per le tante polemiche sui social. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, però, non hanno tradito i fans e sono arrivati puntuali oggi alle 12:15 in darsena all'Excelsior. Uno sbarco da divi per Chiara Ferragni, domani passerà il suo film nella sezione Sconfini, e il marito, il cantante rapper Fedez. Oggi la mostra ha tributato un'ovazione a Vincenzo Mollica, cui è stato assegnato il premio Bianchi a poche settimane dalla pensione. Mollica è chiamato il presidente della mostra e non a caso a rendergli merito ci fossero alla premiazione il numero 1 della Biennale Paolo Baratta e il direttore della Kermesse cinematografica Alberto Barbera. Quando c'è un bel festival come quello che è stato organizzato quest'anno e la selezione che ha fatto Alberto Barbera è davvero straordinaria, l'organizzazione del presidente Baratta che è perfetta come sempre, devo dire che è un festival in cui poi i film ti parlano, è una cosa bellissima quando un film rimane alla tua testa e ti continua a parlare, quindi l'hai ascoltato, l'hai visto e l'hai percepito per quello che è, per il suo valore e per la sua essenza. Mollica è stato travolto dall'affetto di tutti i presenti. E quando questo accade vuol dire che c'è grande amore per il cinema, che è quello che ci deve guidare sempre. Volevo dire qualcosina breve, fare 2 dediche, consentitemi. Una dedica a mia moglie e mia figlia. Molte anche le iniziative nello spazio della Regione Veneto per promuovere la nostra regione. Prima di chiudere, il risultato è appena aggiunto in redazione delle votazioni sulla piattaforma Rousseau da parte del Movimento 5 Stelle. Ha vinto il sì, quindi sì al governo con il PD con il 79%. Poi ulteriori ovviamente aggiornamenti ve li forniremo nel corso del telegiornale di Treviso. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 in studio Elena Donazzana, assessore lavoro e istruzione Regione Veneto. Ed è davvero tutto, io vi lascio alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Nella giornata di mercoledì 4 settembre il tempo si manterrà sostanzialmente stabile sul nostro territorio e il clima risulterà ancora più mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto nuvoloso, a tratti anche coperto al mattino, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Dal pomeriggio le nubi tenderanno a sparire e sarà più soleggiato ovunque. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime sui 25-27 gradi circa.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole dappertutto con cielo sereno, al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Bel tempo sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà sereno sui settori settentrionali, più coperto altrove ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.